Vola il turismo veneto, sfiorati i 16 milioni di arrivi nel 2013. In leggero calo invece il numero delle presenze rispetto all'anno precedente, con 61 milioni e mezzo di pernottamenti registrati. Il Veneto afferma così il suo primato a livello italiano nell'ambito dell'ospitalità, potendo vantare più di un sesto delle presenze nazionali. Ma secondo l'assessore Marino Finozzi, questi dati non sono del tutto rassicuranti e anzi portano alla luce alcune problematiche a carattere nazionale. Non c'è infatti corrispondenza in termini di crescita tra turismo e il reddito delle imprese nel settore. La burocrazia, insieme ad un regime fiscale che non ha eguali nel mondo, sarebbero la causa del calo di reddito e solo una vera politica turistica italiana potrebbe arginare il problema. Bisogna inoltre evidenziare che la tenuta in termini di arrivi e presenze non rispecchia la tendenza del turismo interno. Al contrario, c'è un forte calo del numero di italiani che arrivano in Veneto, che però viene ampiamente compensato dai turisti stranieri. Emerge dai dati che sempre meno italiani vanno in ferie e sempre per meno giorni, mentre tra gli stranieri a farla da padroni in questa graduatoria sono i tedeschi e gli austriaci, con cinesi e russi in forte crescita. Tra le mete preferite troviamo città d'arte e località termali, mentre registrano qualche calo spiagge e montagne. Per quanto riguarda gli alberghi, cresce il numero di persone che scelgono strutture da 4 e 5 stelle o agriturismo. Proprio da questi dati, che ci forniscono informazioni importanti sulle preferenze del turismo di oggi, il Veneto dovrà ripartire per elaborare nuove e sempre più efficaci strategie di offerta.